sui social per discutere o per chiedere dei consigli, molte volte litighiamo anche, però è sempre un litigio finalizzato alla crescita. Grazie a tutti voi per essere qui presenti e iniziamo a parlare di quello che è l'Indiana. Certo. A proposito di Indiana, mentre si prepara con la lavorazione, con la relazione di Ignazio, nel nostro paese l'Indiana arriva tardissimo, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e veniva letteralmente disgustata dalle donne in costume, perché preferivano tessuti dai colori scuri, sui quali dovevano spiccare oro e argento, e poi l'Indiana fu utilizzata soprattutto per le zingare, per i costumi delle zingare. Essendo le zingare delle persone reiette, allontanate dalla società, l'Indiana quindi equivaleva a una condizione scomoda da cui allontanarsi, e poi fu utilizzata soprattutto dalle donne quando abbandonarono il costume e trasformarono il costume in un abito tradizionale. Quindi il cotone d'Indiana, dalle origini all'utilizzo nel vestiario in Sardegna nel XIX secolo, attraverso i documenti d'archivio. Ecco, qui viene rappresentato praticamente l'origine. Intanto dobbiamo specificare una cosa: il termine Indiana. Stiamo parlando di un cotone, un tessuto di importazione, perché sappiamo che in Sardegna noi il cotone non lo tessevamo, avevamo l'orbace, quindi la lana, il lino. Il cotone è un tessuto di importazione. Di importazione da dove? Il cotone viene coltivato nelle Americhe, quindi nelle Indie, come venivano chiamate appunto le Americhe. Ecco perché il tessuto viene chiamato Indiana. Qui vediamo, ho potuto visitare un po' di tempo fa una bellissima mostra in un museo a Barcellona, dove appunto c'era l'esposizione con le varie rotte del commercio dell'Indiana per tutto il Mediterraneo. Quindi dal 1736, appunto, dove nacque questa grandissima industria tessile, Barcellona forniva, ho avuto riscontro, forniva un po' tutto il bacino del Mediterraneo, ma anche si spostava nei paesi arabi. In Sardegna non arriva direttamente da Barcellona, ma attraverso la Francia. Il commercio delle indiane arrivano da Marsiglia e da Bordeaux. Andiamo avanti. Ecco, qui vediamo due immagini molto tenere anche. Sono praticamente la coltivazione del cotone. Il cotone, come ho detto prima, veniva coltivato nelle Americhe, sfruttando la maggior parte delle volte l'operato delle persone di colore, tra cui molti schiavi. Andiamo avanti. Ecco, iniziamo con la stampa nel tessuto. La stampa cartacea sappiamo che ha avuto il maggior riscontro con Gutermann, che riesce a sfruttare la stampa nel 1455. Però qui ci troviamo con la stampa nel tessuto. Devo precisare che la stampa sul tessuto viene molto prima, perché abbiamo trovato anche dei lini in Egitto, dove i canoni ripetuti del motivo floreale o ornamentale era equiparato appunto a un discorso di stampa su tessuto. Qui vediamo appunto quali erano i primi accorgimenti
primi tessuti di cotone. Andiamo avanti, non sono molto nitide le immagini. Qui vediamo sempre dei macchinari che servivano appunto per poter stampare questi tessuti e quindi poterli mandare sul mercato. Qui ci sono delle bellissime immagini, anche potuto visitare l'antica fabbrica che sta sempre a Barcellona, dove sono ancora presenti alcuni macchinari usati appunto per questo uso. Andiamo avanti. Ecco, i primi rudimentali attrezzi per la stampa non erano altro che l'effetto batik. L'effetto batik, che erano dei timbri fatti prima sul legno, creando un alto rilievo, per poi intingerci l'inchiostro, e batik viene proprio dal battere sul tessuto, riproponendo lo stesso disegno appunto per creare un motivo ornamentale. Qui vediamo la realizzazione di un fazzoletto fatto appunto con questi rudimentali ingegnosi timbri di legno. Andiamo avanti. Ecco, la produzione di tessuti di indiana in Europa dalla fine del Settecento. Ripeto, qui non sono molto chiari, però si vedono anche i paesi dove Barcellona fornisce il grosso mercato di questi tessuti. Andiamo avanti. Ecco, parlare di tessuto di indiana. Antonio ci ha specificato che dalle loro parti il tessuto era un tessuto riservato alla classe, usato agli zingari in questo caso. Devo precisare una cosa: l'indiana è un tessuto prezioso per quanto riguarda la complicità nel fare per avere un risultato perfetto della stampa. Ci sono diversi passaggi di colori dove è impossibile sbagliare, perché bastava una sbavatura per perdere il tessuto. Guardate questi particolari. Poi ho portato dei campioni per farveli vedere di persona. Quelli che vedete qui sulla vostra destra sono di una precisione eccellente, che vengono ci vedono dei particolari che sono molto riscontrabili anche nelle stampe su carta. Questo per farvi capire quanto erano importanti questi tessuti. Vi dico soltanto che questi sono il risultato di quello che è rimasto di una confezione di un abito di Maria Cristina di Savoia. Questo perché? Ve lo dico con certezza perché ho restaurato l'abito che è ancora conservato a Villa Dorri, e questi sono i pezzetti che erano rimasti nella confezione, e vi invito dopo a guardare la particolarità di questi tessuti per farvi capire che non si trattava di un tessuto dedicato agli zingari, ma era un tessuto nobile. Infatti vediamo dei risultati di abiti fatti con tessuto di indiana stampata, e ad imitare quasi brocati o tessuti di velluti, però in questo caso sono delle indiane. Andiamo avanti. Ecco, qui sono degli altri particolari. Ci sono dei fazzoletti. Anche i fazzoletti hanno bisogno di diversi passaggi per acquisire un colore, per avere i diversi risultati. Da noi abbiamo la fortuna di conservarne tramandati dalle diverse famiglie, dove si possono riscontrare appunto dei particolari non trascurabili per quanto riguarda la bellezza e la composizione della stampa riservata in questo caso al tessuto. Qui ci sono anche sempre, oltre alla stampa, ma anche dei tessuti, passatemi il termine, tessuti, sempre in cotone. Sono dei tessuti chiamati matras, perché ricordano appunto questo genere scozzese, e sono anche in questo caso fatti con del tessuto di cotone. Andiamo avanti. Ecco, qui sono
preso in considerazione dei diversi indumenti per quanto riguarda Cabras, dove il cotone lì ha fatto gran gara per quanto riguarda la condizione delle gonne, il cosiddetto gonne de Calancao, che anche lì ho potuto riscontrare tramite documenti che il tessuto Calancao non era altro che il tessuto Calancao che dopo vi spiegherò veniva venduto a Cagliari. Andiamo avanti. Ecco, sempre esempi di cotone riservato all'abbigliamento per gli abiti sardi, sempre in uso in Sardegna. Avanti. Ecco, qui siamo dalle nostre parti, ci avviciniamo sempre di più, dove questo genere di tessuto era usatissimo per quanto riguarda la confezione. Oggi, ripeto, i gruppi folk l'hanno quasi un po' schifato, passate il termine, però ripeto, è un tessuto nobilissimo. Abbiamo esempi, qui dopo vi invito ad avvicinarvi a questi bellissimi manichini per vedere da vicino quali sono i risultati della stampa su cotone. È un tessuto veramente nobile per quanto riguarda, nobile a tal punto che alcuni di questi capi sono stati usati per il matrimonio e non certo per gli zinga in questo caso. Andiamo avanti. Ecco, questa è una bellissima immagine del vecchio mercato di Cagliari, purtroppo è andato distrutto, dove ci sono delle popolane che indossano degli abiti con delle gonne fatte appunto di indiana. E un altro particolare, usano il copricapo sempre di indiana stampato, chiamato mucadori magno o mucadori danao. Andiamo avanti. Ecco, qui l'influenza delle indiane nell'Europa dell'abbigliamento tradizionale. Mi sono trovato, ho avuto la fortuna di imbattermi in quello che era il commercio in Sardegna, il commercio dei tessuti, su un personaggio che ha un po' dettato la storia per quanto riguarda i tessuti e il commercio in Sardegna. Sto parlando del Barone Rossi. Il Barone Rossi era un industriale, un commerciante, un armatore. Era una persona che sapeva il fatto suo, non era sardo come Natali, ma arriva da Vibo Valencia e arriva come console a Cagliari e capisce l'importanza o la mancanza che c'era appunto per quanto riguarda i tessuti. Quindi rileva un negozio che c'era a Stampace nella piazza dei Cereali, che ora non c'è più, e da lì partirà il suo vero diventerà un pioniere appunto nel commercio, perché intraprenderà o meglio sfiderà quello che era il mercato soltanto da parte di Genova e invece lui riuscirà ad addentrarsi con la sua astuzia ai mercati della Francia e quindi di portare in Sardegna altri tessuti che erano completamente sconosciuti. Ho avuto la fortuna di, oltre di avere acquisito del materiale cartaceo per quanto riguarda il commercio, anche di rimanenze di mercato, appunto, di negozio. Stiamo parlando di un periodo che va da 174 anni fa come minimo, perché lui nel 1845, 46, 47 riuscirà a portare appunto in Sardegna, a Cagliari principalmente, quello che mancava. Vi faccio l'esempio: lui riesce a colmare la lacuna delle derritas. Sappiamo
che le berritas non erano confezionate come facciamo noi con del tessuto, ma non erano altro che delle tubolari di lana infiltrata e poi confezionata appunto per esigenza delle varie misure di vendita. In Sardegna venivano comprate da Livorno, però lui capisce che è importante l'uso che se ne faceva in Sardegna, che decide di impiantare lui una fabbrica di berritas, tant'è che porterà nel napoletano porterà 10 operai a insegnare a delle donne di Cagliari come tessere, come addestrare queste donne appunto a realizzare queste berritas. E oltre il fatto riuscirà in questo caso ad esportare lui stesso questo materiale, appunto le berritas, ma non solo, riuscirà a impiantare una fabbrica di lana, di panno, nei saldi tra Ussana e Monastir impianterà una fabbrica di panno. Sappiamo benissimo che anche il panno è un tessuto di importazione. Quest'inverno, sapendo di questo connubio che c'era tra la Sardegna e Bordeaux, anche con delle leggende che faceva sì che il tessuto a Bordeaux derivasse da Bordeaux, ma anche questo è stato sfatato proprio dai documenti che ho rilevato, perché il tessuto Bordeaux deriva non da Bordeaux, il paese di provenienza, ma dal tessuto bordato, che ha l'equivalenza di tessuto listellato o bordato appunto. Nelle rimanenze di mercato, di negozio, ho rilevato diversi fazzoletti, quelli che vedete, che vi sto mostrando adesso, ancora con il nastrino di vendita, con il prezzo. Li ho riscontrati poi, questi sono cagliaritani, li ho riscontrati poi nella visita che ho fatto a Bordeaux in un bellissimo museo, dove gli stessi fazzoletti in vendita a Cagliari erano usati nei costumi francesi appunto di Bordeaux. Fazzoletto di Indiana del 1850. Andiamo avanti. Ecco, qual era l'uso di questi fazzoletti? Sempre di Indiana, in questo caso non stampato ma tessuto a motivi madras. Lo vediamo in uso nei copricappi dei scarradoris, in questo caso abiti cagliaritani. Andiamo avanti. Ecco, sempre come copricapo, oppure ancora legato al collo nella funzione riconoscibile degli studenti maiorolosu che venivano a Cagliari a studiare e vivevano praticamente come ragazzi alla pari per mantenersi agli studi. Andiamo avanti. Anche qui riconosciamo negli abiti popolari abiti e fazzoletti d'Indiana. Qui un bellissimo esempio per quanto riguarda delle donne oristanesi del Parla, dove appunto indossano fazzoletti appunto di Indiana. Andiamo avanti. Anche qui l'uso popolare dei tessuti di cotone. Qui vediamo ad esempio le famose gonne di Bordeaux. Non sono altro che dei tessuti fabbricati a Cagliari, quindi non a Bordeaux come la leggenda ci faceva credere, ma ad esempio Alziator parlava di una fabbrica di bordato a Villanova, però non si aveva la certezza. Tramite questi documenti invece abbiamo la certezza che questi tessuti venivano fabbricati dalla ditta Roger
quindi forniva il negozio Rossi per appunto il fabbisogno dell'uso quotidiano di questi tessuti a Cagliari e nel circondario. Ho portato una vasta documentazione di lettere datate 1845 o meno, datate spedite da Iglesias. Perché ho fatto ho scelto appunto questo? Perché il Rossi, oltre che avere il negozio a Cagliari, un grossissimo negozio a Cagliari, forniva degli grossi empori che c'erano in zona. Da premettere che il Rossi, ho parlato di industriale ma di armatore anche, oltre che essere armatore, era il proprietario delle 3 tonnare che abbiamo a Porto Paglia, a Flumentorgiu e a Carloforte. Quindi non era un personaggio, era proprietario delle miniere di Flumini Maggiore, cioè non era un personaggio, è stato perché fece un prestito importantissimo al re. Quindi uno che si permette di fare un prestito al re significa che insomma sapeva il fatto suo. Tornando al fatto di Iglesias, dove si fornivano gli? Adesso arrivando da Cagliari, per chi è arrivato da Cagliari ha visto quanto un po' impervia la strada. Immaginiamocela nel 1845 qual era la possibilità di andare a Cagliari, quindi era necessario magari che questi grossi empori fornissero la zona. La particolarità di questi documenti sono tutti dettati dal fatto che a Iglesias richiedono questo tessuto, questi campioni di Indiana. E appunto facciamo riferimento ad esempio a questa cosa che è fine 800 come periodo, e lo ritroviamo identico nel 1849. Certo, lo vediamo dopo. Andiamo avanti. Ecco, per quanto riguarda appunto il fatto che non era un tessuto dedicato alle zingare, ma vi faccio un esempio. Nel 1827 il Valeri viene in Sardegna e visita un po' tutti i paesi. Qui si sofferma a Quartu per la festa di Sant'Elena e non si capisce bene, comunque quello segnato in giallo dice che le donne cagliaritane vestono di indiana però alla maniera borghese, quindi con abiti come li abbiamo visti prima, con i capelli alla moda borghese, usando l'indiana. Non hanno niente da paragonarsi alla bellezza delle donne quartesi con i loro abiti munieri farzosi di gala, di brocato, di velluti. Però siccome qui fa il paragone delle signore, quindi dice non avete niente di cui vantarsi davanti a queste contadine che però hanno degli abiti di gala molto importanti. Andiamo avanti. Ecco, questi sono quello che praticamente chiamiamolo il vecchio postal market. Erano dei cataloghi del fine 800 del primo Novecento, dove vendevano il cotone per via postale, chiamiamola così. Si faceva l'ordine e tu potevi tranquillamente farti spedire il tessuto. Tramite questi cataloghi ho avuto la fortuna, perché essendoci tutto il campionario dei tessuti, quindi dalle tele ai matras, ho potuto riscontrare quello che era la lacuna per chi
si occupa di vestiario, quando ci trovavamo davanti a documenti dove diceva, ad esempio, aveva una camicia di tela di Panama. Cos'era questa tela di Panama? Beh, tramite tutti questi campioncini sono riuscito a identificare perlomeno come era strutturalmente fatta questa camicia. Quando abbiamo trovato sempre in documenti, aveva la camicia di Cambricchi. Questo Cambricchi, che cos'era questo Cambricchi? Non è altro che la parola sardizzata della tela Cambridge, e l'ho riscontrata sempre grazie a questi documenti dove veniva appunto identificata con il suo vero nome e non sardizzato in Cambricchi o Trambicchi. Ecco, questo è un altro catalogo del 1898-99 dove sono appunto menzionati tutti i tipi di tela con i loro nomi veri e propri. Andiamo avanti. C'erano anche già i saldi, sì. Ecco, questo invece è quello che prima di me altri hanno avuto la fortuna di imbattersi. È una raccolta di pezzetti di tessuto d'indiana raccolti nei paesi delle Baleari e quindi in uso in Spagna, ma devo ammettere che sono identici ai nostri. Andiamo avanti. Questi sono praticamente i mercati, cioè i negozi di Cagliari nel periodo del Cavaliere Rossi, dove prima appunto ho parlato di questo personaggio per la sua importanza per quanto riguarda il contributo che ha dato per il tessuto in Sardegna. Andiamo avanti. Ecco, qui l'approvvigionamento dei tessuti commerciati in Sardegna. Questa peccato non si riesce a sfoccata. Questa è una lettera spedita da Marsiglia dove vengono dettagliatamente menzionato capo per capo il tessuto, il prezzo che veniva dato al dettaglio per poi rivenderlo chiaramente al cliente cagliaritano. Andiamo avanti. Ecco, anche qui sono sempre listino prezzi dei tessuti, ma dai brodati, dal bordato rosso. Di bordati ce n'era un'infinità di tipi, c'era anche il bordato giallo. Andiamo avanti. Ecco, questi sono i campionari. Cosa succedeva? Sappiamo benissimo, come ho detto prima, che non era semplice per uno di Mandas scendere a Cagliari e comprare il tessuto che gli serviva. Poteva mandare una lettera al commerciante, al signor Rossi, dove il signor Rossi gli poteva elencare quello che stava cercando allegando dei campioncini, allegando delle mostre. E in questo caso rivediamo appunto tutte queste indiane appunto che in uso nel 1847 in poi. Andiamo avanti. Ecco, questa invece è un'altra mostra di rasi di seta. Sono tutte vedete c'è celeste mantiglia, il raso, i vari rasi per fare i cipollisi, con i vari prezzi. Anche questi invece arrivano da Torino. Andiamo avanti. Sempre da Iglesia sulla richiesta indiana, specificando appunto il campione che si richiede. Andiamo avanti, sempre delle indiane, avanti, sempre delle indiane. Qui invece vediamo i tessuti sempre in cotone con tessitura matras a quadri, e li abbiamo visti anche in alcuni capi, ad esempio qui sul velluto di seta, invece quelli sono di cotone. Andiamo avanti. Questa è la lettera che vi dicevo prima, spedita da Iglesia nel 1845, e anche lì c'è una richiesta di bordado. Non è
si è un po' perso questo tessuto in questa zona, ma sicuramente era usato perché ne fanno richiesta. Questa invece viene spedita da Mandas, dove richiedono appunto dei Mucadori Magnus, e il signor Rossi gli manda 3 tipi di campione per indicare: abbiamo a disposizione questo. Questa invece molto particolare al centro è una lettera che arriva da Carloforte, una lettera da Carloforte dove richiedono appunto un'indiana con 2 tipi diversi di fantasia, ma è sempre appunto, è probabile che anche Carloforte, essendo in zona, avesse un emporio dove si fornivano, anche voi magari, perché c'è anche da fare un'altra precisazione. I tessuti sì, venivano comprati negli empori, ma venivano anche acquistati nelle fiere, venivano i rivenditori in paese con dei rotoli di tessuto e li vendevano alle popolari o chi ne faceva richiesta. Ecco, sempre del Vilesias, un'altra serie di indiane, ancora indiane. Queste invece sono delle indiane che ho conservato, che ho custodito. In particolare mi preme l'attenzione su questa celeste, con dei fiori celesti, che è bellissima per la sua perfetta conservazione, ma mi è cara perché questo tessuto non era altro che il copri simulacro dell'Assunta, che era stato buttato. Per fortuna sono riuscito a recuperarlo perché ne avevo capito il valore. Era il copri simulacro dell'Assunta di Seragius, quando veniva fatto Sinserru, all'ottava dei festeggiamenti. Il simulacro della dormiente veniva depositato, o meglio conservato in un ripostiglio e poi coperto con questo drappo di cotone. Sempre dei tessuti, questi voi volete anche avvicinare per vederli, sempre in uso appunto in Sardegna con la tecnica dell'indiana. Andiamo avanti, ecco. E qui ci sono sempre dei tessuti, dei fazzoletti, che sono sempre tessuti con la stessa tecnica dell'indiana, ma non erano soltanto i tessuti, erano anche, ho finito con questo, se possiamo accendere. Ecco, non erano soltanto tessuti, ma erano anche i fazzoletti in uso con la tecnica appunto della stampa. Questi sono quelli datati 1845, ancora sono legati tra loro perché praticamente era tutto una pezza e veniva tagliato in base al disegno. Ma non solo tessuti, ma anche nastri indiana. La particolarità e la bellezza di questo nastro, e ripeto, non era semplice da realizzare perché bastava una sbavatura nelle varie fasi di lavorazione e ci perdevi il tessuto. Io spero di essere stato esaustivo. Se avete qualche domanda da fare, sono qui. Grazie a tutti.